Avevamo già 3 punti per lui. Botta forte su Porro. Falaschi deve correre in bagger come può. La Sedlac cerca il muro piazzato. Prova a rigiocare sul muro, ma la palla torna indietro. C'è il muro. La Padova 5, pari ancora Keita. Palla che va vicinissima all'incrocio delle righe ed è in campo. Sedlac riceve Falaschi al centro, anzi pipe, anzi niente. Free ball Verona. Palla come al solito da Keita, questa volta è contenuto bene da Plak. Contrattacco da Porro, pallonetto tenuto a muro da Modic. Palla cortissima per Masulovic. Palla corta va in parallela. Tutta situazione di perfetta parità nel primo set. Lot su Porro, ricezione così, la palla è staccata. Grande apertura per Sedlacek. Terzo set point per Verona, va a servire Zavoronok. Forte sulla riga di 1. Zavoronok tira fuori un ace inaspettato. Facilitare il lavoro dei compagni in attacco. Gran lavoro di Modic. Zavoronok attacca punto. Ma Modic ha fatto esattamente quello che è già a 15 nel frattempo. Zingel va a servire proprio su Sedlacek, ricezione così. Masulovic contro il muro piazzato, tocca il muro, tocca Keita. Modic in contrattacco sull'angolone. Trova punto. E indirizzato verso la città dell'arena. Serve Zingel sempre su Sedlacek. Palla al centro da Crosato, non chiusa perché tocca bene cortesia. Modic non chiude, ennesima chance per Abaev. Va al centro da cortesia, grande difesa di Orioli, attacca senza rincorsa. Sedlacek, murone di Keita e cortesia. Zingel flot su Orioli. La schiva al centro da Crosato. 7 vincente di Crosato. Godiamoci il servizio di Lieberman. Verona più 6, lavora al colpo su D'Amico. Palla al centro da cortesia. Di nuovo Crosato, la flot sempre Padova la sta indirizzando su Zavorno, che anche stavolta la riceve così, attacca senza rincorsa in qualche modo Pedron. Crosato la mette a filo rete. Stefani e domani la spinge bene sul muro, altra chance. Pedron va ancora da Stefani, la palla non passa. Plak deve alzare per Porro contro il muro a 3, ennesimo play replay, ennesima chance. Stefani attacca in diagonale, trova il punto Stefani. Porro fortissimo, ace del 20enne nato a Genova in maniera perfetta, con la cosa più importante che è la chiarezza nella comunicazione con gli atleti. Stefani difende così. Free ball Verona. Abaev va in zona 4 da Modic, tocca Falaschi. Porro, seconda intenzione, attacca e trova il punto. Nastro, Falaschi riceve, alza Porro. Palla da Sedlacek contro il muro a 3, variazione, ci arriva Bonisoli in difesa. Keita, muro di Federico Crosato. L'attacco di Keita. Spirito è arrivato, un break. Ancora flop su Diez, buona ricezione di Diez. Pipe per Sedlacek. Davvero un gran bottino questo per Verona dopo 10 giornate. Porro forte. Abaev va la palla in testa per vincere, l'attacco è affidato a Modic. Verona 3, Padova 0. Gran vittoria di Verona nel derby e la Chione Arena.